Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Presente. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Non c'è. Zia Paolo. Presente. Canta Elisa. Di Vece Daniela. Presente. Trevisan Elisa. Presente. Bravin Rachele. Presente. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Presente. Battistuta Diego assente giustificato. Tamassia Evaristo. Presente. Marchesan Rocco. Buoso Arianna. Boato Giuseppe. Miollo Carlo. Basolino Antonio. Assessori esterni Antelmo Luca. Berardo Giampietro. Doretto Catiuscia. Munerotto Mattia. Vengono nominati scrutatori le consigliere Canta, Buoso e il consigliere Baso. Iniziamo con il punto 1, comunicazioni del Presidente del Consiglio e successivamente le comunicazioni del Sindaco. Le mie comunicazioni sono comunicazioni diciamo di presentazione di quello che è stato nominato il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Ora adesso io li chiamo, così li presento anche, dopodiché passerò la parola al nostro assessore Munerotto che presenterà il progetto. Allora, vediamo un attimo. Allora, presenti, se non erro, ci sono 20 consiglieri, soltanto che qualcuno è assente per malattia e qualcun altro è assente per vacanza, per cui chiamo quelli che si sono presentati all'appello. Quindi Emma Rivaletto, venite pure qua dietro di me. Poi abbiamo Jacopo Cascione. Carolina Campagner. Francesco Chiavacci. Alice Botter. Lois Prestigiacomo. E adesso vi presento anche la giunta. Abbiamo Baratto Enrico, che è vice sindaco con assessorato allo sport. Scusami te. Ecco qua. Poi abbiamo Agnoletto Ginevra, che ha l'assessorato all'educazione, alla legalità e alla sicurezza stradale e circolazione. Poi abbiamo Spadari Alberto, a cui è stato assegnato l'assessorato alla pubblica istruzione, i servizi scolastici, alla cultura e spettacolo. Poi abbiamo Luca Dallava, che lui è anche, oltre che assessore, il fratello dell'ex sindaco dei ragazzi e delle ragazze, e lui ha l'assessorato alle associazioni e al volontariato. E infine vi presento la prima sindaca di Caorle, Asia Romano. Che si è riservata l'assessorato alle politiche ambientali, urbanistica e qualità della vita. Ecco, adesso lascio un attimo la parola all'assessore Munerotto, che anche lui avrà piacere a presentare il progetto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ho fatto di tutto per esserci perché resterò pochissimo perché ho un impegno di lavoro che mi sottrae purtroppo questa sera di essere qui con voi. È un progetto però, ci tenevo a esserci perché è un progetto a cui tengo molto, perché lo vedo come una forma di partecipazione già da questa età verso le strutture democratiche del nostro Paese. Può essere un imparare quello che può essere il nostro futuro, partecipare alla vita sociale della nostra città e suggerire a noi che governiamo, che siamo eletti, perché è una democrazia partecipativa, avere dei suggerimenti che possono migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi. Quindi io auguro come assessore alle politiche giovanili e tutta l'amministrazione un buon lavoro ai ragazzi
al neo sindaco, mi fa piacere che sia una donna, quindi anche un'alternanza rispetto alla passata legislatura, e siamo qua a vostra disposizione prima di tutto, quindi anche tutti i progetti che avete in mente di fare, che vanno oltre, diciamo, voi sapete che come amministrazione stanziamo ogni anno delle risorse a vostra disposizione su cui potete determinare come spenderle. A settembre abbiamo visto il primo progetto approvato dal Consiglio Comunale con la fornitura del materiale per la scuola, ma quello che mi aspetto è anche ci siano dei suggerimenti che vanno anche oltre a questi aspetti, quindi lavorate ragazzi e siate sempre consapevoli anche del ruolo che avete, che siete in questo momento anche uno strumento per noi a nostra disposizione per poter migliorare, come dicevo prima, la vostra qualità delle strutture scolastiche, ma non solo. Grazie. Io volevo solo concludere ringraziando tutti quelli che ci danno comunque una mano nella gestione di questo progetto, quindi la scuola in primis, la dirigente, il professor Battistone e il suo aiutante, il professor Bazzo, che comunque insomma loro sono sempre presenti durante le elezioni comunali e gli uffici comunali, perché comunque anche questi permettono uno svolgimento di vere e proprie elezioni, perché per chi non lo sa viene allestito un seggio elettorale con le cabine, con le schede elettorali, con tutto quello che quando loro saranno grandi, quando saranno maggiorenni, troveranno in un vero e proprio seggio elettorale. Ora non mi resta altro che lasciare la parola per un secondo, insomma per il tempo che riterrà necessaria, alla nostra sindaca dei ragazzi e delle ragazze. Sì, vuoi parlare tu, ma non riesci a tenere in mano il tempo. Ti aiuto io. Grazie. Buonasera a tutti, sono Asia Romano, frequento la classe seconda B della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi. Sono molto felice ed onorata di essere stata eletta dai miei compagni di scuola sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e sono cosciente che il ruolo sarà impegnativo, ma mi darò da fare per ricambiare la fiducia accordandomi. In questo avrò sicuro supporto dal vice sindaco, della giunta e dai miei compagni eletti che ora vi vorrei presentare. Enrico Baratto, vice sindaco con assessorati allo sport, tempo libero, giochi e assistenza giovani e anziani. Ginevra Agnoletto, assessorato all'educazione, alla legalità e alla sicurezza stradale e circolazione. Alberto Spadari, assessorato alla pubblica istruzione, servizi scolastici, alla cultura e spettacolo. Ed infine Luca Dallava, assessorato alle associazioni e volontariato. Io invece mi sono riservata l'assessorato alle politiche ambientali, urbanistiche e qualità della vita. Insieme ai miei compagni del Consiglio cercheremo di essere protagonisti attivi della vita scolastica e di quella del nostro comune. E ci impegneremo a portare nuove idee e proposte anche all'amministrazione comunale qui presente. Ringrazio il sindaco Marco Sarto e tutti i membri del Consiglio Comunale di Caorle per averci ospitato e per il supporto che sono sicura che ci verrà dato. Un ringraziamento speciale anche ai docenti della scuola che ci seguono e ci supportano continuamente. Un ringraziamento speciale lo vorrei fare al prof. Battistone qui presente, il professore Simone Ronchi e la professoressa Sara Boso. Grazie, buon lavoro e buon anno nuovo a tutti. Adesso riprendono i lavori del Consiglio Comunale dei Grandi e lascio la parola al sindaco, certamente. Presidente, un mio intervento sinceramente non era previsto, però credo che la bellezza di questa serata e la bellezza del percorso che state facendo sia quello veramente di aiutarci ad avere il vostro sguardo sulle cose. Io credo che noi avremo molto da imparare da voi in questo percorso, che vi avvicina al mondo delle istituzioni, al mondo del fare politica, che vi dà uno sguardo sulle cose della vostra città, ma soprattutto che arricchisce noi, perché ci dà l'opportunità, nello starvi a fianco, di avere quello sguardo che le persone di una certa età effettivamente non hanno. Lo dicevo l'altra sera quando si è fatta la serata a favore del Burlo di Trieste,
Il sacrificio della quotidianità ci proietta già nel domani, per cui il sacrificio, il fare di oggi, qui e oggi, ci consente di avere uno sguardo per il futuro che ci può accompagnare e naturalmente aiutare. Ecco, la vostra presenza sta a significare anche questo, la fatica della quotidianità ci aiuta ad avere un futuro diverso, soprattutto, a me piace sempre dirlo ai ragazzi giovani, sognate, credeteci che molto spesso i sogni si avverano soprattutto se ci crediamo e se facciamo la fatica nella quotidianità. Grazie veramente di cuore a voi. Io non so se adesso i ragazzi vogliano rimanere a vedere i lavori di questo Consiglio Comunale, perché alla fine abbiamo un piccolo brindisi per festeggiare la fine di quest'anno. Per cui se avete voglia potete rimanere a farci compagnia, a vedere come funzionano i lavori. Continuiamo ora con il punto 2, comunicazioni del sindaco. Una petizione presentata in data 15 novembre 2023, petizione ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto Comunale di Caorle, da ultimo modificato con delibera del Consiglio Comunale numero 66 del 30 settembre 2019. Vi tralascio tutta la premessa proprio in merito al regolamento. I sottoscritti cittadini chiedono all'illustrissimo Sindaco del Comune di Caorle e alla Giunta Comunale del Consiglio Comunale di Caorle di modificare l'articolo 3, comma 1, numero 2, lettera B, stabilendo per quanto riguarda le seguenti aree: centro storico di Caorle, centri abitati delle località di Porto Santa Margherita, Duna Verde, Arenile e Costa di Caorle, Porto Santa Margherita, Duna Verde, come individuati nella planimetria legata al regolamento comunale per l'allestimento e l'esercizio dei cantieri edili, venga imposto il divieto di esercizio di tutti i cantieri nel periodo tra il 1° maggio e il giorno 30 del mese di settembre di ogni anno, fatti salvi gli interventi A di urgenza diretti alla tutela della pubblica incolumità, B realizzazione di opere da parte del Comune di pubblica utilità espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale, C imprevisti e urgenti di manutenzione straordinaria la cui mancata realizzazione può provocare gravi danni all'edificio, previa richiesta accompagnata da dichiarazione del tecnico abilitato che attesti la improcrastinabilità dell'intervento come già previsto dalla normativa vigente. I sottoscritti firmatari designano quali proprio portavoce sostanzialmente uno dei firmatari. Questa è una richiesta che era stata poi anche anticipata verbalmente da uno dei firmatari in merito alla modifica del regolamento edilizio. E cioè il regolamento edilizio effettivamente in passato prevedeva un periodo di sospensione dei cantieri dal 1° di luglio al 31 di agosto. Quel regolamento è stato modificato ampliando questo spazio dal 1° di giugno alla seconda settimana o il 15 di settembre, alla seconda domenica di settembre, mi corregge l'assessore. Ecco, la richiesta che viene fatta ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto Comunale è quella e che viene portata all'attenzione non tanto per la discussione quanto per far capire al Consiglio l'evoluzione di questa richiesta, di estendere questo periodo con le precisazioni anche fatte dai sottoscrittori anche al mese di maggio. La risposta è al 30 di settembre naturalmente, diventerebbe così il divieto assoluto dei cantieri nel mese di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre per 5 mesi. La risposta che l'amministrazione ha dato ve la voglio leggere naturalmente come previsto ai sottoscrittori. Petizione per la modifica dell'articolo 3,2 lettera B del regolamento comunale per l'allestimento e l'esercizio dei cantieri edili. Vista la vostra nota pervenuta a questo ente in data 14/11/2023 al protocollo numero 4015
43.557, con la quale viene trasmessa una petizione ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto Comunale per chiedere la modifica del regolamento comunale per l'allestimento e l'esercizio dei cantieri edili. Tenuto conto che i firmatari propongono di modificare il periodo di fermo cantiere, oggi previsto dal 1 giugno alla seconda domenica di settembre, estendendolo a tutto il mese di maggio e a tutto il mese di settembre, pertanto dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno per un intervallo pari a 5 mesi. Visto il parere espresso dalla Giunta Comunale in data 16/11/2023, verificato che l'attuale periodo di blocco dei cantieri edili in essere dalla stagione estiva 2023 prevede un arresto dell'attività edilizia privata a 3 mesi e mezzo, periodo che si ritiene congruo e commisurato alla necessaria ottemperanza delle diverse esigenze di sviluppo del territorio, sia dal punto di vista degli operatori turistici che per le imprese di costruzione che, si ricorda, operano proprio per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche del territorio. Preso atto che un blocco dell'attività edilizia pari a 5 mesi genera un forte disequilibrio nell'attività edilizia, la quale per sua natura ha bisogno di stabilità e continuità, soprattutto se gli interventi sono consistenti e rilevanti in termini economici, senza tener conto che, per ovvie ragioni, l'attività nei mesi invernali subisce già dei naturali ritardi. Considerato che tale misura restrittiva potrebbe costituire un deterrente all'attuazione di importanti interventi di riqualificazione del tessuto urbano, delle strutture ricettive e turistiche a causa del conseguente blocco all'esercizio dell'attività imprenditoriale per un periodo maggiore rispetto all'attuale situazione. Visto che tra gli obiettivi di questa amministrazione, peraltro condivisi anche dalle norme emanate dalla Regione Veneto in termini di recupero e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, vi è la promozione di tutte le attività turistico-imprenditoriali, quale volano per la crescita anche sociale della comunità della città di Caorle. Tutto ciò premesso, con la presente si comunica che la richiesta da voi avanzata con la petizione depositata al protocollo comunale in data 14/11/2023 non viene accolta. L'amministrazione si riserva comunque ulteriori verifiche ed approfondimenti, volti ad avviare un corretto confronto con le associazioni di categoria. Si informa inoltre che nel primo Consiglio Comunale utile sarà data puntuale informazione sull'esito dell'istruttoria espletata e sulle considerazioni effettuate. Aggiungo anche, al di là della comunicazione formale, che uno sforzo, come era stato detto in questo Consiglio, è stato fatto perché effettivamente questo periodo è stato ampliato. L'ultima considerazione, l'ultimo capoverso della lettera lascia aperta una possibilità di dialogo che ci deve essere con tutte le categorie, perché naturalmente ci sono operatori delle strutture ricettive che gli interventi di riqualificazione li hanno anche già fatti e che non sentono questa necessità, anzi sentono quella di un blocco maggiore dei cantieri, però ci sono anche moltissimi operatori che questi interventi li devono fare, tenuto conto del momento in cui viviamo, di difficoltà di reperire il materiale e la materia prima, le difficoltà che viviamo anche proprio di prezzi in termini proprio di organizzazione. Ecco, l'amministrazione questo confronto lo vuole fare con entrambe le categorie, coloro che potrebbero essere beneficiati, ma anche coloro che da questo intervento ne potrebbero essere penalizzati. Di conseguenza la risposta in questo momento alla petizione è negativa, lasciando aperta naturalmente la porta del dialogo che avvieremo. Grazie. Passiamo al punto 2, documento del Sindaco per il piano degli interventi. Lascio la parola al Sindaco. Grazie Presidente. Si fa riferimento alla legge regionale 23 aprile 2004, norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004 numero 11 precisa che il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale. Questi sono i contenuti del documento del Sindaco che questa sera vi voglio leggere e comunicare. Il ruolo della città di Caorle nel territorio costiero dell'Alto Adriatico. Nell'ambito dei territori costieri dell'Alto Adriatico, Caorle ha un ruolo esclusivo, affidato all'originalità della città storica, alle ricchezze dell'ambiente lagunare e vallivo, all'estensione e diversificazione del litorale, al corso del fiume Livenza,
l'abbondanza delle vie d'acqua interne appoggiate al tracciato della litoranea veneta e dalla vastità degli spazi aperti del paesaggio agricolo poco intaccato dalla urbanizzazione capillare diffusa. Su questo originale intreccio di ambiente, paesaggio ed economia, che costituisce il brand territoriale esclusivo di Caorle, nella cornice della strategia prevista dal piano di assetto del territorio, si tratta di promuovere azioni che ne rinforzino la qualità urbana sia per i residenti sia per i turisti, favorendo la residenzialità delle famiglie e delle giovani coppie e l'accesso all'abitazione a prezzi accessibili, sia nel capoluogo sia nelle frazioni. Il completamento dei grandi contenitori culturali, la riduzione della pressione del traffico nel centro storico, la riqualificazione, rigenerazione e riconversione delle parti del tessuto edilizio che nel corso del tempo sono state interessate da processi di dismissione, trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico e funzionale. Si tratta altresì di promuovere azioni che ne migliorino la qualità territoriale, portando a compimento il piano dei casoni, integrando il piano di gestione degli specchi acqui e la riqualificazione ambientale delle zone agricole, sostenendo la multifunzionalità delle aziende agricole e potenziando il ruolo delle aree rurali nel circuito turistico. I principali obiettivi da attuare. Sono previste modifiche alla zonizzazione vigente relativa alle aree di urbanizzazione consolidata e all'edilizia diffusa, al fine di corrispondere a puntuali esigenze emerse nella fase di concertazione o indicate dall'amministrazione comunale, ovvero derivanti da accordi di pianificazione. In particolare, saranno disciplinate le aree in cui è intervenuta la decadenza delle previsioni di cui all'articolo 18,7 della legge regionale 11/2004, entro i limiti di consumo di suolo di cui alla delibera della DRV numero 668 del 15 maggio 2018. Saranno pertanto rivalutate le previsioni decadute nell'ottica generale di ridimensionamento delle aree oggetto di piani attuativi, riportando gli interventi a scala ridotta per favorirne l'attuazione. Sarà disciplinata l'edificazione nelle aree di urbanizzazione consolidata, sia residenziale che industriale, nonché nei PUA, soprattutto dopo le scadenze del loro termine di attuazione, anche riclassificando le zone territoriali omogenee in relazione alla nuova densità territoriale esistente. Le esigenze di pianificazione saranno valutate alla luce delle nuove condizioni economiche di sviluppo del territorio attraverso il prioritario recupero e riqualificazione del patrimonio esistente. Saranno disciplinate le aree di riqualificazione e preminente riconversione, colonie marine, complessi ricettivi all'aperto, ambiti adiacenti al fiume Livenza, centri aziendali e borghi rurali, e ricomposizione, parte degli isolati fronte mare dell'ambito territoriale della costa di Levante e di Santa Margherita, interessati dalla rilevante presenza di strutture ricettive alberghiere che per la rigenerazione di parti dell'insediamento necessitano o sono di fatto interessate da processi di trasformazione e evoluzione dell'assetto fisico attuale. Sarà incentivato attraverso norme e strumenti urbanistici lo sviluppo delle attività alberghiere anche attraverso strumenti perequativi che ne favoriscano la riqualificazione intesa nei termini di adeguamenti dei servizi e degli standard qualitativi. Di contro, qualora le strutture risultino dimensionalmente e strutturalmente incongrue, sarà valutata la possibilità di consentirne lo svincolo alla destinazione alberghiera, purché non rientranti nelle invarianti già identificate. Saranno disciplinate delle aree produttive del capoluogo e delle frazioni interessate dai processi di riconversione. Saranno inoltre incentivate le attività legate al mondo della pesca e della tradizione, sviluppando un legame con il territorio e i valori storici della tradizione. Saranno individuati i manufatti incongrui da demolire al fine della trasformazione dei crediti edilizi da rigenerazione. In virtù della possibilità data dalle norme vigenti, sarà possibile procedere alla riqualificazione delle aree di urbanizzazione consolidata e nel contempo ripristinare i caratteri tipici delle zone naturali rimuovendo manufatti incongrui o discordanti. Saranno modificati puntualmente i gradi di protezione di alcuni edifici classificati storico-testimoniali. Attraverso una nuova variante per le zone agricole sarà possibile il riuso e recupero di fabbricati esistenti e non più funzionali al fondo anche per usi diversi, nell'ottica di una rivitalizzazione del patrimonio agricolo esistente. Saranno recepite le disposizioni del piano di gestione delle alluvioni, PGRA, e del piano regionale di coordinamento, PTRC 2020. Azioni per l'attuazione degli obiettivi. Al fine di dare attuazione agli obiettivi e alle previsioni sopra riportati, si delineano i seguenti strumenti operativi distinti per aree tematiche. Centro storico, valorizzazione dell'unicità del centro storico con piano di colori, piano di massima occupabilità delle aree pubbliche, piano di decoro degli spazi pubblici.
2. Piano valorizzazione casoni e area di Falconera. Incentivare le attività di turismo attraverso il piano di valorizzazione delle strutture esistenti e del loro adeguamento ai fini turistici. Riqualificazione e recupero dell'abitato di Falconera attraverso l'approvazione del piano urbanistico di iniziativa pubblica. Rafforzamento dell'identità turistica. Aumento degli standard di servizi e riqualificazione del contesto urbano costiero attraverso opere pubbliche o pubblico-privata, trasformazione urbanistica per recupero delle aree di immobili non più funzionali all'uso previsto e mirata ad incentivare e differenziare l'offerta turistica anche attraverso la ricettività diffusa in tutto il territorio, comprensivo delle zone agricole e della loro naturale vocazione in termini di turismo ambientale e sostenibile. 4. Politiche per la casa. Favorire la residenzialità della fascia costiera attraverso la creazione di alloggio in edilizia convenzionata realizzati nel contesto di piani urbanistici attuativi e di accordi di pianificazione. E poi il consigliere delegato esporrà naturalmente il regolamento che recepisce già questa fase relativa alle politiche della casa. Verrà presentato a questo Consiglio nei punti seguenti di questo Consiglio Comunale. Qualità ambientale, valorizzare ed implementare i sistemi di spostamento alternativi legati alle vie d'acqua e programmare strumenti di pianificazione finalizzati a liberare il centro abitato dalle auto, pianificare l'assetto viabilistico prevedendo alternative all'unico accesso esistente in ragione dei flussi rilevati, redazione del piano urbanistico, del traffico, del PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile. Poi allineamento del quadro normativo. Si procederà a delineare le norme tecnico-operative e le disposizioni contenute nel nuovo regolamento edilizio ad un quadro normativo nazionale e regionale. Allineamento della cartografia di progetto. Dal punto di vista cartografico sarà necessario allineare le previsioni dei PIA, i piani urbanistici attuativi vigenti e con tutte le varianti nel frattempo divenute efficaci per produrre una cartografia unificata della disciplina urbanistica efficace del Comune redatta in conformità alle disposizioni del quadro conoscitivo fornito dalla Regione. Gli accordi di pianificazione. L'articolo 6 della legge regionale 11/2004 prevede che i Comuni, nei limiti delle proprie competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e di iniziative di rilevante interesse pubblico. In questa fase tali accordi, in conformità alle disposizioni di legge e alla disciplina del PATI, e dovranno corrispondere agli obiettivi assunti da API. Per questo l'amministrazione fisserà preventivamente i criteri per i quali saranno valutati i progetti che saranno assunti alla programmazione comunale. La concertazione e la partecipazione. La redazione del piano degli interventi avviene attivando contestualmente forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici, associazioni economiche e soggetti interessati. Saranno attivate specifiche consultazioni sia con i cittadini sia con le associazioni di categoria e i portatori di interessi per incentivare le politiche proattive, non solo normative, di limitazione del consumo del suolo, fondate su un ripensamento degli usi di lunga durata e temporanei e delle modalità di gestione degli spazi attraverso il coinvolgimento degli attori sociali ed economici. Dimensionamento. Stanti i diversi orizzonti temporali del PATI e del PI, e la possibilità di sviluppare gli obiettivi del PATI in più varianti del PI e tenendo conto della congiuntura economica si ritiene coerente distribuire il dimensionamento del PATI proporzionalmente alla validità temporale del PI, privilegiando la localizzazione del carico insediativo retrocesso o decaduto rispetto alla localizzazione di nuovi diritti edificatori. Il sistema di monitoraggio, la pianificazione strategica richiede un sistema di controllo e di verifica delle politiche attive. Il dover rendere conto al cittadino diventa un'attività fondamentale per la trasparenza dell'attività amministrativa. Il monitoraggio è funzionale a verificare la capacità dei piani e programmi attuati di fornire il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, identificando eventuali necessità di nuovo orientamento delle decisioni qualora si verificano situazioni problematiche. Il monitoraggio delle azioni è previsto dal PAT e dovrà essere attuato dal PI. Modalità di adozione dei provvedimenti di variante del PI. Trattandosi di un insieme articolato di temi che comportano sia la definizione di un quadro di riferimento normativo e cartografico generale, sia la specifica definizione di provvedimenti puntuali, anche mediante singoli accordi di pianificazione, il Consiglio Comunale potrà adottare le corrispondenti varianti urbanistiche anche con provvedimenti separati. In sintesi, si tratta di un atto obbligato, quello della comunicazione a questo Consiglio da parte del Sindaco per il piano degli interventi. Non vi nascondo che
Alcune azioni sono già cominciate naturalmente in questi 2 anni, dalla salvaguardia ambientale piuttosto che alla riconversione, alla stessa edilizia, alla riqualificazione dell'edificato esistente piuttosto che alla questione abitativa, no? Il regolamento, come dicevo, che approveremo dopo questa delibera. Era necessario dal punto di vista formale per dare corso a tutti quei provvedimenti. Penso a quei piani che dovremo adottare in questo Consiglio, che arriveranno in tempi molto veloci, perché in questi 2 anni comunque non siamo stati fermi. Penso al piano dei Casoni e il piano urbanistico attuativo di Falconera. Me ne vengono in mente 2 di elementi, oltre allo stesso regolamento di cui prima parlavamo. Per cui è sostanzialmente una sintesi di una parte del programma elettorale con il quale ci eravamo presentati ai nostri lettori, ma una sintesi anche di un'attività propedeutica che già abbiamo fatto e che parte formalmente da oggi con la comunicazione del Sindaco a questo Consiglio Comunale. Grazie Sindaco. Passiamo al punto 3, approvazione del regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti in regime di edilizia convenzionata. Passo la parola al consigliere Tamassia. Grazie. Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, proprio in esecuzione di uno dei punti delle azioni appena elencate dal Sindaco nel suo documento, oggi andiamo ad approvare il regolamento che fissa le regole generali per la partecipazione ai bandi, che delegherà poi alla Giunta l'approvazione della convenzione dei singoli privati con il Comune e delle specifiche dei bandi. Che cosa si intende per edilizia convenzionata? Sostanzialmente nell'ambito degli accordi pubblici privati ex articolo 6 della legge regionale 11/2004 o nell'attuazione dei PUA, è previsto che una parte degli alloggi venga destinata dai privati all'edilizia convenzionata, cioè venga destinata alla vendita a soggetti indicati dal Comune individuati attraverso appositi bandi a prezzi calmierati. Questo per venire incontro alle esigenze, soprattutto, lo dico chiaramente perché poi è un punto fondamentale del regolamento, delle giovani coppie che sono costrette per un mercato un po' caro e a prezzi un po' esagerati a migrare in altri comuni. Sostanzialmente noi oggi andiamo a fissare le regole generali che vi vado ad elencare. Allora, le regole sono: avere la cittadinanza italiana di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure avere la cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché regolarmente soggiornante in uno Stato dell'Unione Europea da almeno 10 anni e con regolare permesso di soggiorno da possedere al momento del preliminare. Avere la residenza anagrafica nel Comune di Caorle da almeno 10 anni. L'età massima dei richiedenti l'acquisto deve essere minore o uguale alla data del bando ad anni 40, abbiamo ritenuto questa età congrua proprio per venire incontro alle esigenze delle giovani coppie, di non avere l'esclusiva proprietà di almeno il 50% di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare o di terreni edificabili su cui sia possibile costruire un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nel territorio comunale. In caso di proprietà di un alloggio inadeguato, intestato a uno dei membri del nucleo familiare dell'assegnatario, egli deve impegnarsi per iscritto ad alienare ai terzi detto alloggio prima della stipula del contratto di acquisto dell'alloggio a prezzo convenzionato. Allora, per alloggio inadeguato si calcola in base al numero di residenti l'alloggio e i metri quadri. È tutto un calcolo che viene fatto per determinare l'adeguatezza o meno dell'alloggio. Un altro elemento, un altro requisito è non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di una casa costruita con il contributo finanziario pubblico, fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, di non avere compravenduto un alloggio in proprietà adeguato nei 6 mesi prima della data di pubblicazione del bando e ai fini della graduatoria finale si delegherà alla Giunta la fissazione dei criteri economici e sociali da valorizzare nel bando ai fini dell'assegnazione dei singoli alloggi. Ogni singolo accordo di pianificazione o piano o PUA sarà redatto e approvato apposita convenzione tra il Comune e il privato costruttore con esatta indicazione degli alloggi da alienare e del loro prezzo. Si chiede quindi di deliberare di approvare il regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti in regime di edilizia convenzionata, composto di 4 articoli di cui è allegato A della presente delibera, di dare mandato alla Giunta di approvare le convenzioni relative ai singoli interventi in edilizia convenzionate, sia esse derivanti da accordi di pianificazione ex articolo 6 che dai PUA,
e di demandare al dirigente la stesura del bando pubblico. Io ho finito, grazie. Ci sono interventi su questo punto? Prego, capogruppo Miollo. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. No, per dire che accogliamo con favore sicuramente il fatto che finalmente dopo tanti anni si procede fattivamente con la messa a punto appunto di questo regolamento per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia convenzionata. Questo lo accogliamo, ripeto, con estremo favore, quindi un plauso va fatto a chi ha pensato di farlo. Accogliamo con favore anche quanto è stato già argomentato in Commissione, cioè che il regolamento è un regolamento un po' in divenire, proprio perché è uno strumento, diciamo, che costituisce uno starter di una programmazione e può essere tarato nel tempo, per cui ci fa piacere anche sapere che insomma lo strumento possa essere poi in qualche modo messo a punto per piegarsi alle esigenze che si possono manifestare. Diciamo che l'edilizia convenzionata è stata auspicata sempre da tutti, da noi per primi, l'abbiamo messa nel programma elettorale, finalmente se ne vedono spiragli di attuazione. Sappiamo che ci sono già progetti in essere che prevedono appunto la realizzazione di edilizia convenzionata. La parte su cui invito tutti a fare un po' di attenzione è poi come verrà attuata fattivamente l'edilizia convenzionata, perché in passato, in altri posti, non so se a Caorle, l'edilizia convenzionata ha dato sì una mano per, soprattutto come diceva lei consigliere, per le giovani coppie, quindi per dare residenzialità soprattutto ai caorlotti, abbiamo apprezzato anche questo di passaggio, e a prezzi calmierati, molto calmierati, però spesso è capitato altrove che poi la parte, diciamo, venditrice andasse a prendersi una parte, diciamo, non così propriamente in chiaro a compensazione delle varie contrattazioni. Per cui adesso io non lo so in che modo si possa attuare una sorveglianza o comunque quantomeno prestare la massima attenzione affinché poi davvero siano efficaci questi strumenti. Grazie. Rispondo io. Prego. Grazie, la ringrazio per le belle parole. Certo che ci siamo posti anche noi il problema relativo alle possibili escamotage che si possono adottare per acquistare. Abbiamo cercato in ogni modo di tamponare questi problemi. È ovvio che il regolamento è perfettibile, ci mancherebbe altro che fosse perfetto, e come avevo anticipato in Commissione valuteremo nell'andare del tempo le possibilità di eliminare queste problematiche, però delle regole devono essere date, perché se non si cominciano a dare delle regole poi è difficile anche arrivare a una conclusione. Grazie. Se non ci sono altri interventi possiamo passare al Prego, capogruppo Marchesano. Mi associo a quanto detto dal capogruppo Miollo. L'unica osservazione, come abbiamo fatto in Commissione, è l'età, 40 anni. Adesso i matrimoni avvengono sempre con maggiore età, ecco, di tener presente, per il resto anche noi siamo favorevoli, però tener presente appunto di al limite sollevare l'età appunto per esigenze tipiche degli sposi, perché si sposano sempre più tardi, per cui poter aumentare la possibilità di accedere a questi benefici. Grazie. Sì, questo problema era venuto fuori in Commissione, giustamente teniamo presente anche questa questione. Certamente un limite dovevamo darlo, avevamo tenuto la maggioranza ed io abbiamo ritenuto 40 anni congruo per parlare di giovani coppie. È ovvio che prendo atto che le giovani coppie si sposano sempre più tardi, però comunque è un limite da dare. Mi pareva e ci pareva e crediamo che 40 anni sia un limite congruo. Grazie. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto esprimo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi parere favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? All'unanimità.
Passiamo al punto 4, revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022. In relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette e, nel caso in cui vi ricorrano i presupposti, devono predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le condizioni che rendono obbligatorio procedere alla dismissione sono partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui è l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite. In questa analisi non rientrano gli organismi partecipati aventi forma non societaria, che sono i consorzi in senso stretto, la Fondazione Caorle Città dello Sport e l'Azienda Speciale Domoschetta. Per il Comune di Caorle la revisione periodica riguarda le seguenti società partecipate direttamente: ASVO SPA, Atvo SPA, Consorzio Arenili Caorle, Livenzia Tagliamento Acqua SPA, Veritas SPA. Alla data del 31 dicembre 2022 per nessuna società sussistono i parametri per procedere alla dismissione, quindi le partecipazioni vengono mantenute senza alcun intervento. Si segnala che con deliberazione di giunta numero 280 del 14 dicembre 2023 si è preso atto che il ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti di ASVO SPA è stato concesso in affitto d'azienda a Veritas SPA. Questa operazione rientra nel piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas, il quale prevede, dopo l'affitto del ramo d'azienda, la cessione dello stesso e la fusione per incorporazione di ASVO SPA in Veritas SPA. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi parere favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Parere favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 5. Relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Approvazione. Relazione all'assessore Montisano. Grazie. Il decreto legislativo numero 201 del 23 dicembre 2022, decreto riordino, delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli enti di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi. Per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono quei servizi erogati verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato. Sono servizi che non si sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che potrebbero essere erogati ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Il decreto riordino stabilisce che i comuni, periodicamente, devono effettuare una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione che va aggiornata annualmente.
Per quanto riguarda i servizi pubblici locali a rete, parliamo quindi di servizio idrico integrato, trasporto pubblico locale su strada e rifiuti. Le relazioni sono state richieste ai rispettivi enti d'ambito, che sono l'ATO Laguna di Venezia, la Città Metropolitana di Venezia e il Consiglio di Bacino di Venezia. Per i servizi pubblici locali non a rete, ossia servizi cimiteriali, luci votive, parcheggi, impianti sportivi e trasporto scolastico, le relazioni ricognitive sono state richieste agli uffici competenti per materia. Tutti i soggetti coinvolti hanno fornito le relazioni ricognitive al 31/12/2022 richieste. Si evidenzia che dal 2023 il servizio luci votive è stato esternalizzato per il manifestarsi di alcune criticità legate sia alla necessità di manutenzioni varie da fare che per la sempre più difficile gestione e riscossione dei bollettini per l'incasso del corrispettivo. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche la immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 6, approvazione documento unico di programmazione 2024-2026 in relazione all'assessore Montisano. Grazie. Il DUP è lo strumento di programmazione strategica ed operativa dell'ente locale. Va approvato prima del bilancio che trae le sue fonti proprio dal documento di programmazione stessa. In esso vengono indicati per ogni singola missione e programma di bilancio gli obiettivi che l'ente intende realizzare nel triennio successivo. Gli obiettivi individuati rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e divengono vincolanti per i successivi atti di programmazione. Si compone di una sezione strategica e di una sezione operativa. All'interno della prima vengono analizzati il contesto esterno nel quale l'ente svolge la propria attività, le linee strategiche di mandato, gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell'ente, mentre nella seconda vengono individuate le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie a raggiungere gli obiettivi in essa contenuti. Al fine di affrontare la programmazione delle spese, il documento contiene indicazioni in merito al gettito previsto dalle principali entrate tributarie e dei servizi pubblici. A riguardo si segnala che questo ente provvederà a deliberare le aliquote IMU per il 2024, prevedendo un aumento delle stesse. Vi sarà anche una rivisitazione delle riduzioni e maggiorazioni del canone unico previste dal regolamento comunale. Inoltre, in merito all'imposta di soggiorno, si sta valutando l'adeguamento da 7 a 10 giorni dei pernottamenti imponibili. Trova collocazione all'interno del documento di programmazione il piano strategico Caorle 2030. Il piano è frutto di un percorso di studio del territorio, nel quale sono stati considerati vari fattori, tra i quali stagionalità, prodotti turistici in fase di sviluppo, prodotti destinati ai giovani, eventi, mobilità, riqualificazione urbana, attività commerciali e strutture ricettive. Una volta raccolti i dati, sono stati coinvolti gli enti interessati, altri soggetti ed associazioni, sia pubbliche che private, al fine di definire obiettivi, strategie ed azioni che fossero condivise e partecipate. Da questo processo di collaborazione tra attori locali e portatori di interessi dei diversi segmenti del turismo di Caorle ha preso vita il piano strategico del turismo, composto da 15 linee strategiche e da 76 azioni condivise di diversa priorità. Tra le linee strategiche troviamo la costruzione di un'offerta turistica nella logica di una Caorle tutto l'anno e il rinnovamento del lungomare degli spazi collettivi e dei parchi pubblici. All'interno delle azioni trovano collocazione il progetto Gusta Caorle, con indicazioni di indirizzo per iniziative varie volte a far scoprire e valorizzare i prodotti enogastronomici tipici del territorio, e sostenibilità ambientale, data da un insieme di attività volte alla sensibilizzazione della destinazione in merito ai temi ambientali e ai problemi derivanti dal cambiamento climatico. Il DUP contiene il programma triennale dei lavori pubblici, che prevede: per il 2024, messa in sicurezza degli innesti viari lungo la strada provinciale 54, intersezione con Corso Venezia, euro 752.000.
Lavori di sistemazione di via Isarco, euro 750.000. Realizzazione di un sistema integrato ed interconnesso di percorsi ciclabili in ambito intercomunale, euro 5.200.000. Realizzazione loculi ed ossario, cimitero di San Giorgio, euro 300.000. Realizzazione pista ciclabile Duna Verde, euro 300.000. Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport Vicentini, euro 500.000. Interventi di sistemazione e pavimentazione del centro storico, euro 200.000. Sistemazione del percorso pedonale lungo il calare dell'orologio, euro 400.000. Completamento Teatro Baffile, euro 3.400.000. Riqualificazione lungomare Trieste, euro 1.200.000. Recupero edificio 2 Polizia Locale, euro 300.000. Manutenzione straordinaria scuole per adeguamento a norme sismiche degli edifici, euro 200.000. Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi, euro 300.000. Manutenzione alloggi ERP, euro 250.000. Riqualificazione Parco del Pescatore e Parco Giochi Santa Margherita, euro 300.000. Per il 2025, manutenzione straordinaria strade, euro 700.000. Realizzazione pista ciclabile Ponte Riello, ottava presa, euro 1 milione. Per il 2026, realizzazione pista ciclabile Viale Panama, euro 1.100.000. Con l'approvazione del DUP, il piano triennale dei lavori pubblici si intende approvato da parte del Consiglio, senza la necessità di specifiche deliberazioni. Grazie. Interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto contrario. Prego, capogruppo Miollo. Parere contrario. Lascio la parola al sindaco. Credo che, anzi, ci veniva spiegato, no, nel momento del nostro insediamento da qualcuno che oggi non c'è più in Consiglio Comunale, che il DUP è uno dei documenti più importanti, mi spiace ma è a verbale, insomma, stiamo parlando di dicembre del 2021, che il DUP è uno dei documenti assieme al bilancio più importanti che viene posto all'attenzione di questo Consiglio Comunale. Credo altresì che l'assessore abbia fatto tutta una serie di riflessioni, ha detto delle cose anche molto importanti che meritano un briciolo di approfondimento o alcune riflessioni, soprattutto almeno nella parte in cui a questo documento si vota in maniera contraria, perché è evidente che uno potrebbe dire questo documento non mi piace, spiegarne i motivi e magari anche offrire dei suggerimenti, perché abbiamo bisogno anche di suggerimenti. Io credo che questa sia la sede preposta per l'attività amministrativa della nostra città e siamo pronti anche ad accogliere dei documenti, dei suggerimenti. Un po' quello che dicevo prima ai ragazzi, no? Questo ci aiuta magari ad avere una visione diversa su certe questioni, perché è evidente che nessuno di noi ha la verità in tasca e di conseguenza, voglio dire, accettare qualsiasi tipo di contributo. Alcune riflessioni vanno dette e vanno anche affrontate, vanno fatte e vanno anche affrontate. La prima, insomma, verranno riviste alcune aliquote IMU. Stiamo parlando delle aliquote IMU della categoria D e delle categorie C. Stiamo facendo riferimento alle attività alberghiere e stiamo facendo riferimento ai negozi. Ecco, non facciamo altro, e anche questo va detto, perché ci sarà evidente l'approvazione poi del bilancio, ma anche delle aliquote. Ma la prima domanda che mi sarebbe venuta in mente di fare è: bene, caro Assessore, ma quali sono le aliquote IMU che aumenterete? Quali sono gli aumenti che fate sull'imposta di soggiorno e che cosa pensate di fare, ad esempio, di tutti i servizi a domanda individuale? Ecco, questo non è altro che l'anticipazione, come dicevo, del bilancio, perché come ha spiegato l'assessore, con l'approvazione del DUP poi si dà atto che viene approvato anche il piano triennale
delle opere pubbliche. Allora, anticipiamo quella che potrebbe essere o poteva essere la discussione di questa sera e che non è stata fatta e che poi, se volete, potremo affrontare nell'approvazione del bilancio. La prima, vengono alcune aliquote aumentate. Non facciamo altro, e anche questo va sottolineato, che pareggiarle rispetto ad alcune località. Tant'è vero che non vengono toccate le prime case, perché credo che le prime case vadano salvaguardate, ma c'è una leggera differenziazione su quel che riguarda l'aliquota, come dicevo, per gli alberghi. E questa è la prima cosa. Darà una maggiore entrata stimata in circa 500.000 euro. Per quel che concerne l'imposta di soggiorno, anche in questo caso non vengono toccate l'imposta di soggiorno in termini di tassa di esazione, ma vengono estese, anzi vengono ridotte le esenzioni, portando, come le altre località, le esenzioni da 7 giorni a 10 giorni. Da 7 a 10, per cui l'esenzione decorrerà naturalmente dopo i 10 giorni. E l'assessore ha parlato anche di modifica dell'occupazione del suolo pubblico del canone unico. E anche questa va detta che cosa riguarda. Riguarda le attività edilizie, cioè l'occupazione dei cantieri edili, che oggi vede Caorle all'ultimo posto in termini di tassazione di tutto il mandamento. Cioè ci sono comuni che hanno una tassa di occupazione del suolo pubblico per i cantieri edili 10 volte più alte di quella di Caorle. Ecco, noi non facciamo altro che togliere le riduzioni ed aumentare, e di conseguenza chi vorrà domani mattina mettere in piedi un cantiere perché ne hanno la necessità dovrà fare i conti con questo aumento, sì. Di che cosa ci possiamo vantare come comunità, chi prima di noi e noi oggi, che per molti anni i nostri cittadini hanno avuto la possibilità di non pagare le tasse a livello degli altri e che continuano però a avere benefici che vanno legati, e ribadisco e sottolineo questo aspetto, al peso che hanno invece le tasse e i servizi a domanda individuale per quel che concerne le famiglie. Io ricordo che l'anno scorso, e quelli non sono stati toccati, perché non sono stati toccati, l'assessore l'ha pure detto, riguardo ai buoni mensa, riguardo al trasporto scolastico, riguardo ai centri estivi, riguardo all'asporto rifiuti, quantificando anche in media su una famiglia una riduzione in termini di tassazione su una famiglia composta di tre elementi o 4 nel nucleo familiare che oscillava tra i 1.200 e i 1.800 euro. Per cui una famiglia residente a Caorle per questo tipo di servizi paga questi soldi in meno. Si approva anche il piano triennale delle opere pubbliche e anche in questo senso nulla c'è stato eccepito, e allora riportiamo alcuni dati. Ci veniva detto sempre in quel famoso consiglio comunale che la nostra era una difficoltà proprio di visione della prospettiva, no? Del futuro, dell'organizzazione della città. E lo veniva fatto naturalmente questo da una parte della minoranza, chi aveva amministrato questa città. Mi ricordo 2 dati. Così, per curiosità, sono andato a rivedermi il piano triennale delle opere pubbliche 2018, 19 e 20 e il 2019, 20 e 21. Beh, in quegli anni, come ricordavo anche già in quel consiglio, nel 2021 opere pubbliche pari a 0. Nel 2020, 2019 e se ci mettiamo anche il 18, complessivamente sono stati spesi 4.480.000 euro, di cui 2.500.000 per Viale Santa Margherita, con i risultati che abbiamo visto possono essere opinabili, i risultati questi sono sotto gli occhi della gente. La seconda fase non era pure stata realizzata ed è stata modificata. E dicevo, in 4 anni sono stati spesi 4 milioni e mezzo di euro, di cui 2.500.000 riguardavano un'opera che è stata realizzata e che per metà poi è stata là per altri 3 milioni di euro. Ecco, volevo dire
a questo Consiglio che noi, che invece di visione ne abbiamo poca, dal nostro insediamento sono state realizzate le seguenti opere. Parlo di quelle appena realizzate o in corso di realizzazione. Lavori di sistemazione della salita dei Fiori per 720.000, il tombinamento della canaletta in via Dalmazia ad Una Verde per 600.000, sistemazione degli edifici della Polizia Locale per 380.000, manutenzione sospesa di alcune vie vicine a via Vespucci per 500.000, manutenzione straordinaria dei fabbricati di residenza pubblica per 150.000, sistemazione degli edifici comunali, stiamo parlando delle scuole, per 500.000, lavori di sistemazione dell'area verde in prossimità del centro polifunzionale di Ottava Presa per 180.000, la pista di collegamento tra Caorle e Ponte Riello per circa 1,2 milioni, inizialmente ipotizzato per 1 milione, sistemazione di Piazza Libertà San Giorgio 1,2 milioni, riqualificazione funzionale ed energetica dello stadio Chigiato per 1,5 milioni, il pontile nuovo in Falconera per 70.000 e via Mentana di prossima partenza, per un totale di 7.300.000. Per contro abbiamo un piano delle opere pubbliche triennale che avete nel DUP e che prevede una spesa per il 2024, permettetemi perché non mi ricordo bene i numeri, per 14.325.000 euro, per il 2025 per 1,7 milioni e per il 2026 per 1,1 milioni. Oltre ad opere che in passato venivano indicate nel piano triennale e che per oggi per un limite di spesa non vengono più indicate, in questi 3 anni pari a 700.000 euro. E cioè, se io sommo e tralascio il secondo stralcio perché non ce lo vogliamo attribuire di Viale Santa Margherita, che non è stato realizzato, almeno fin quando siamo arrivati, per 3 milioni di euro, tralasciando quello sono 18 milioni di euro più 7 milioni di opere realizzate. Questo è quello che è successo tra la fine del 2021, poi il 2022, stiamo finendo il 2023, praticamente in questi 2 anni e nei prossimi 3. Beh, permettetemi questa considerazione dopo tutto quanto è stato detto e quanto molto probabilmente diremo ancora. A noi, che non avevamo alcun tipo di visione, tutto sommato non è riuscita neppure male. Grazie. Passiamo ora alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dichiaro chiusi i lavori di questa seduta, però vi invito a rimanere per farci gli auguri di fine anno e adesso abbiamo un po' di panettone, un po' di spumante. Ecco.